Buongiorno a tutti, buon inizio settimana, buon lunedì 20 marzo. Questo è un nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave in Blu, curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi con voi ci sono io, Martina Reolona. Andiamo subito a leggere le principali notizie pubblicate sui quotidiani locali, partendo dal Corriere delle Alpi, che dedica la prima pagina all'emergenza giovani. Aumenta il disagio, si legge nel titolone. 40 nuovi casi in cura all'ULSS negli ultimi 6 mesi, presentate più di 700 richieste per il bonus psicologico, e c'è un articolo che è scritto da Paola Dallanesa, pagina 13, che andremo a leggere a brevissimo, con le testimonianze anche dal mondo della scuola. Dalla prima del Corriere ci sono anche i problemi del lavoro. Sest, da oggi torna alla cassa, metà lavoratori resta a casa, andremo a leggere anche questo. La foto di copertina invece è dedicata agli influencer per il turismo. Zaia, ruoli protagonisti dei social per promuovere le Dolomiti, e c'è un approfondimento a pagina 17. Un altro articolo riguarda il mondo dell'occhiale, gli scarti del latte usati per realizzare gli occhiali bio, e c'è un articolo di Stefano Vietina, pagina 14. Protagonista è la startup longaronese di Ice Republic, a pagina 14 come dicevamo. Ma andiamo subito a leggere l'articolo che riguarda l'emergenza giovani. Siamo a pagina 13 in questo caso, con un approfondimento di Paola Dallanese. Aumenta il disagio interiore nei ragazzi, in 6 mesi 40 nuovi casi all'ULSS Dolomiti. Anche la scuola fa i conti con queste paure, le prof del Renier, noi docenti siamo le sentinelle di queste fragilità. Stati di ansia, attacchi di panico e tanta rabbia. Aumentano i casi di disagio psicologico tra gli adolescenti. Parlano chiaro i numeri dell'attività dell'unità funzionale distrettuale adolescenti dell'ULSS e quelli legati al bonus psicologico. A causare questa escalation, a detta degli esperti, è stata la pandemia da Covid. L'isolamento obbligato, il timore dei virus e le immagini viste a lungo sui media hanno finito per amplificare paure e difficoltà relazionali. E ci sono i dati: dallo scorso giugno ai primi mesi del 2023 sono 40 i ragazzi tra i 14 e i 24 anni in carico all'unità funzionale che rientrano nelle unità operative complesse infanzia e adolescenza, famiglie e consultori dell'ULSS Dolomiti. Per la precisione, da giugno a dicembre sono stati 33 i ragazzi presi in carico, 7 quelli arrivati da inizio 2023. E sono ben 708 invece le domande presentate all'INPS per l'ottenimento del bonus psicologico, un contributo che arriva ad un massimo di 600 euro messo a disposizione dal governo per aiutare a fronteggiare i danni psicologici causati dal Covid, quindi numeri molto elevati. È soprattutto a scuola che ragazzi e ragazze evidenziano i loro disagi e le loro paure. A dare loro una mano ci sono i docenti. E appunto ci sono alcune testimonianze, come per esempio quella di Manuela Ardilo, insegnante di italiano e storia, e Chiara Sgorlone, docente di scienze umane, referente del centro informazioni e ascolto ARL, Istituto Renier di Belluno. Quello che un tempo era un comportamento eccezionale ora è diventato una regola. Sempre di più i ragazzi dimostrano fatica, ansia, appunto fatica nel misurarsi con la concretezza del vivere quotidiano, nel venire a scuola, nel fare e nel stare con i compagni. Fanno fatica a gestire le emozioni forti. Diventa quindi difficile per loro affrontare un'interrogazione, prendere un voto non consono alle proprie aspettative, e quindi poi scatta il pianto sia per chi ha preso 5 ma anche per chi ha preso 8 ma mirava al 9. C'è anche chi viene colto da attacchi di rabbia, dal desiderio di rompere tutto quello che trova a portata di mano. Quindi un problema molto serio. C'è poi la testimonianza dell'esperto, il primario Brega, ansia e depressione, sintomi più diffusi. Riscontriamo ultimamente un aumento di richiesta del servizio di salute mentale, soprattutto tra i giovani, lo dice il direttore della psichiatria di Feltre, Angelo Brega, il quale tiene a precisare come il servizio di psichiatria occupa solo dei maggiorenni, quindi si occupa solo dei maggiorenni, quindi dei giovani dai 18 anni in su. E c'è appunto anche dallo Stato il contributo a chi va dallo psicologo, dicevamo prima il bonus che in provincia è stato chiesto da 703 persone.
e il Veneto mette in campo un'equipe di specialisti nel nuovo servizio sperimentale voluto dalla regione denominato Unità Funzionale Dipartimentale Adolescenti. I ragazzi sono seguiti a livello educativo e psicologico, psicoterapeutico per problemi della sfera emotiva e comportamentale e possono essere trattati in modo efficace con un intervento a breve termine. L'equipe ha iniziato a operare in provincia da giugno 2022. Cambiamo del tutto argomento, parliamo in questo caso del mondo del lavoro, dell'industria green, delle nuove tendenze, occhiali, futuro senza plastica fossile, noi li facciamo con gli scarti del latte, stiamo parlando dell'azienda, della startup di Ice Republic, con le nuove tecnologie verdi sfidiamo cinesi e colossi del settore. E c'è questa intervista di Stefano Viettina a Stefano Vanin della startup. Il rimedio alla plastica fossile non è riciclo e non è produrla ed oggi, spiega Stefano Vanin, feltrino classe 1963, liberarsi dalla plastica non solo è doveroso ma è possibile perché ci sono i materiali alternativi, ci sono le conoscenze, le intelligenze, gli uomini, le donne e le aziende che si dedicano a sostituire la plastica con biomateriali ecocompatibili e biodegradabili. E appunto Vanin parla del Milky Way, gli occhiali fatti con gli scarti del latte. La lactite è una bioplastica basata sul latte e siero di latte proveniente dalla produzione casearia scartata, un gigantesco spreco nella sola Europa che ammonta a 10 milioni di tonnellate all'anno. Appunto vengono utilizzati gli scarti del latte, un occhiale del peso di 40 grammi è composto da 100 grammi di materiale che deriva da 15 kg di scarti di latte da cui viene estratta la caseina. Per chi volesse approfondire c'è questa lunga intervista a pagina 14 del Corriere delle Alpi. Questi occhiali realizzati con gli scarti del latte dalla startup di Longarone vengono venduti nei negozi di ottica di Veneto, Lombardia, Puglia e anche Roma, poi all'estero in Israele, Belgio, Spagna e Francia, quindi un buon mercato. E parlando sempre di mondo del lavoro, in questo caso siamo alla SES di Limana che da oggi torna in cassa, metà personale resta a casa. La scelta del gruppo Luve per il rallentamento del settore della refrigerazione, l'amministratore delegato Fagioli però rassicura era previsto per il primo trimestre dell'anno, c'è questo articolo di Paola Dalanese. La SES di Limana appunto torna in cassa integrazione. Dopo il ricorso all'ammortizzatore sociale su finire del 2022, il rallentamento nella produzione dei prodotti legati alla refrigerazione commerciale ha costretto il gruppo a chiedere la cassa integrazione ordinaria da oggi fino al 28 aprile per alcune linee produttive che resteranno ferme. Per l'amministratore delegato di SES, Michele Fagioli, si tratta di un rallentamento previsto per il primo trimestre dell'anno, guardiamo pertanto con fiducia al secondo trimestre. La cosa invece preoccupa ovviamente i lavoratori che guardano con apprensione alla situazione. Nel giro di pochi mesi, infatti, è la seconda volta che si ricorre all'ammortizzatore sociale, quindi preoccupazione tra i lavoratori. Cambiamo ancora argomento, in questo caso andiamo nel capoluogo dove ieri è ritornata l'antica festa dei Marangoni a Borgo Pra. Ritorno al passato a Borgo Pra con l'antica arte dei Marangoni. Il rumore degli scalpelli torna a risuonare nella piazza di Borgo Pra, un salto indietro negli anni quando l'arte dei Marangoni creava sculture, ceste, sgabelli e oggetti in legno. L'articolo di Andrea De Salvador, ricordando i Marangoni e le antiche arti, ha movimentato la domenica di Borgo Pra ed è stato un successo. Le postazioni hanno attirato parecchie persone, tanti bambini, perché c'erano stati anche eventi dedicati ai più piccoli, la giornata è stata ricca di eventi, giochi, approfondimenti e la piazza di Borgo Pra si è riempita di gente già dalle prime ore della mattina per la soddisfazione dell'assessore Monica Mazzoccoli. La piazza era gremita di grandi e bambini per tutta la giornata, è bellissimo vedere tanti ragazzi ma anche tanti nostalgici che tornano a vivere questa nuova edizione, questa nuova prima edizione di Ricordando i Marangoni. Ecco qui l'articolo qui dedicato alla foto di copertina del Corriere delle Alpi, stiamo parlando degli influencer in campo, la Regione Veneto ingaggia i giovani esperti di social per promuovere Belluno e la sua montagna a suon di like, ci sono tanti articoli a pagina 17 e 18 del Corriere delle Alpi, giovani dalla spiccata vena artistica, comunicatori innovativi a cui affidare la promozione turistica della montagna bellunese, c'è il contadino Simo, le galline e la mia passione, i Mazzegaro, vacanze a misura di famiglia, oppure in consigli per viaggiare, Daniela Carazzai, qui ci sono tesori ovunque, quindi ci sono le interviste a diversi degli influencer che sono stati appunto
scelti. Prendiamo per esempio Simone Bazzali, nato a Feltre, residente a Sospirolo, dove ogni giorno ha a che fare con le sue amate galline. Sui social, come nella vita di tutti i giorni, Simone, il contadino Simo, imprenditore agricolo con la passione per i social, è uno appunto degli influencer che promuoveranno le Dolomiti bellunesi. Ci spostiamo a Cortine che abbiamo ancora argomento, Cinema Eden chiuso, avvia la raccolta firme per la sua riapertura, l'iniziativa lanciata tramite la piattaforma change.org, il promotore, il comune dica a che punto è il progetto. È stata lanciata da pochi giorni attraverso la piattaforma online change.org la petizione per riaprire Cinema Eden di Cortina. Il promotore è Cristiano Poniz, appassionato di cinema e curatore per la pagina Facebook del gruppo Amici di Cortina. L'annuncio durante il suo intervento sabato alla manifestazione in Piazza di Bono organizzata dai vari comitati locali e incentrata tra l'altro sulla continua perdita di servizi per la popolazione di Cortina. La richiesta al comune è di capire a che punto è il progetto. Il Cinema Eden è chiuso ormai da 3 anni in attesa di ristrutturazione con uno studio di fattibilità già approvato dalla giunta della precedente amministrazione ma senza finanziamento. Leggiamo ancora un articolo che riguarda Feltre, poi passiamo al Gazzettino. In questo caso si parla della Domenica Ecologica, una montagna di rifiuti raccolta dai volontari a Feltre e a Lano di Piave, quartieri del Palio, scout e cittadini distribuiti in città e nelle frazioni. Entrambe le iniziative hanno registrato la presenza di numerosi giovani. L'articolo è di Roberto Curto. Dai quartieri del Palio gli scout fino ai singoli cittadini che hanno aderito, un piccolo esercito di 150 volontari coordinato dagli ecovolontari dell'Unione Montana Feltrina, ieri mattina ha rivoltato come un calzino Feltre e alcune delle sue frazioni raccogliendo 98 sacchi di indifferenziata, 27 sacchi di plastica e lattine, 7 sacchi di vetro, più un discreto quantitativo di immondizia abbandonata nelle scarpate a lato delle strade e in mezzo alla boscaglia. Quindi tanti volontari, tra cui come si diceva anche tanti giovani, e c'è stata anche la Domenica Ecologica ad Alano di Piave che ha riscontrato una grande partecipazione e purtroppo tanti rifiuti raccolti che testimoniano questa cattiva abitudine di abbandonare i rifiuti. Passiamo ora al Gazzettino e andiamo a vedere a cosa dedica la prima pagina. Si parla anche in questo caso di giovani. Pochi artigiani, si legge nel titolo, mancano i giovani, nuove imprese in calo. La Appia CNA, andremo a parlare con i ragazzi e le famiglie e intercetteremo i disoccupati. C'è questo articolo che andremo a leggere a brevissimo. Controcorrente invece si laurea e poi decide di fare l'arrotino. Lambroi, borgo di 10 anime in comune di Gosaldo, vanta ben 2 attività artigianali. Se non si tratta di record, poco ci manca e andremo a leggere anche questo articolo. Ci fermiamo prima per invece dare uno sguardo a una notizia che riguarda lo sport. L'Entiai, una promozione attesa per 21 anni, grande festa di giocatori e tifosi colorati di nero-verde. Il Lentiai vince 1-0 contro San Michele e il cielo si tinge di nero e verde. La squadra di mister Christian Curti conquista matematicamente la promozione in prima categoria, una festa incredibile al campo sportivo dove il clima era caldo ancora prima del fischio d'inizio. Una buona notizia dopo quella di Mel della scorsa settimana che abbiamo letto solo la scorsa settimana. Andiamo quindi a leggere la notizia che riguarda i giovani. Meno artigiani, intercetteremo i nostri giovani disoccupati. Appia CNA pronta a fare iniziative di orientamento per i ragazzi e le famiglie. Questo mestiere non è un ripiego, si legge nell'articolo di Claudio Fontanive. Sedi di impresa in calo e pochi giovani che scelgono di diventare artigiani. Appia CNA Belluno corre ai ripari e sta pensando ad iniziative per andare a parlare direttamente con i ragazzi e le famiglie. A parlare Cristian Sacchete, direttore generale di Appia CNA di Belluno. Il trend del calo delle imprese nella nostra provincia ha recentemente rallentato, il dato su cui riflettere a fondo è l'aumento delle filiali di impresa. Il rischio è che in futuro possa esserci un ulteriore impoverimento del tessuto produttivo locale. Un'ulteriore riflessione va fatta sul ricambio generazionale e c'è la fotografia. Le iniziative, nonostante tutto, la nostra associazione guarda comunque con fiducia verso il futuro, fa sapere Sacchette. Stiamo creando presupposti per essere ancora più presenti nel territorio, elaborando altresì soluzioni che supportino le imprese. Facciamo questo e allo stesso tempo dialoghiamo in modo costante con le istituzioni tutte.
La chiave di tutto appunto sono i giovani e la formazione gioca un ruolo fondamentale sia per riqualificare eventuali persone non occupate oppure persone che escono da altre realtà lavorative. Questa è invece una notizia positiva, laureato 27enne sceglie di fare l'arrotino in paese, siamo a Gosaldo in questo caso, Massimo Campedella opera in un borgo di 10 anime, lavorare qui il mio sogno, ho trasformato il vecchio fienile di famiglia nel mio laboratorio. Siamo a Lambroi come dicevamo e c'è questo ragazzo Massimo Campedelle, arrotino coltellaio, 27 anni, originario e da sempre residente a Tiser, che dista da Lambroi solo un paio di chilometri e che ha deciso di mettere a frutto la sua passione di diventare arrotino, una passione nutrita fin da piccolo. Non avendo trovato lavoro per la mia specializzazione, il ragazzo che ha il diploma di liceo artistico ha deciso di ripristinare l'antico fienile di famiglia a Lambroi e trasformare così la mia grande passione in lavoro. Continua comunque anche a seguire i suoi interessi per l'arte e la musica e ha deciso intanto di aprire questa attività nel suo piccolo laboratorio. Massimo ha quindi iniziato 3 anni fa l'omonima attività e tuttora, senza avvalersi di collaboratori, si occupa di affilatura di strumenti di tutti i generi, dai coltelli alle forbici, ma soprattutto realizza coltelli sia da cucina che tradizionali e pare che l'attività funzioni bene, quindi una buona notizia. Parliamo sempre invece di crisi della sanità, in questo caso delle dimissioni del primario Massimo Boareto, primario di medicina, apprezzato sia come professionista sia come persona con alto valore morale e umano. Ha dato le sue dimissioni, lo fa sapere Luz Dolomiti in una nota dopo la fuga di notizie dei giorni scorsi. Dimissioni irrevocabile, forse lo spiraglio c'è, il dialogo rimane aperto da entrambe le parti con reciproca stima e rispetto, dice l'ULS. Ricordiamo che il primario ha dovuto dare 90 giorni di preavviso e se ne andrà dal reparto quindi tra 3 mesi. Questo è il tempo che l'ULS ha a disposizione per fargli cambiare idea. Vediamo un'altra notizia che riguarda in questo caso la Gordino e andiamo all'evento tradizionale, il Broi di Agordo. Ieri pomeriggio era cremito di gente per la vecchia popa che ha bruciato, tante persone hanno mirato il grande fantoccio realizzato dal comitato, lo speaker ha ricordato i punti critici, caro prezzi, viabilità, dissosori sulle strade e rifacimento del tetto dell'asilo nido. Come sempre il Brusa alla Vecchia è occasione per mettere in evidenza quelli che sono gli aspetti critici. C'è questo articolo di Claudio Fondanive. Pubblico delle grandi occasioni ieri ad Agordo per il tanto atteso ritorno della vecchia poppa. Tanti bambini mascherati, ma anche un incuriosito pubblico proveniente da tutta la vallata che non ha mancato alla manifestazione. Si sono eseguiti anche il gruppo folk dei Poi, i Bettin Bulli della Val, Bati Orza de San Tomás e la Zingenesta di Canale d'Agordo. Questa testimonianza che il comitato organizzatore della manifestazione ha voluto coinvolgere anche realtà culturali degli altri paesi agordini, quindi grande successo per la vecchia popa, manifestazione di metà quaresima che si riallaccia ad antichissime tradizioni agricole, retaggio dei tempi in cui il rogo di un fattoccio rappresentante l'inverno per le comunità dolomitiche rappresentava il passaggio dalla stagione fredda a quella dove la natura si risveglia, una sorta di rito apotropaico che in Agordino da anni è organizzato dal comitato di volontari La Vecchia Popa. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo come sempre puntuali anche domattina. La rassegna stampa la potete trovare, la potete ascoltare su Radio Piave, la potete seguire sui canali social dell'Amico del Popolo. Grazie a tutti per l'ascolto e buona giornata, buona settimana a tutti. Grazie, arrivederci.